Asiago si prepara ad accogliere l'inverno ed il Natale. La stagione turistica apre sotto buoni auspici, ma anche nei centri di elezione del turismo veneto è necessario raccogliere la sfida dell'innovazione. Per questo, proprio ad Asiago, la Regione Veneto e la Commissione europea stanno promuovendo la cultura del turismo accessibile come nuovo modello di business per i centri urbani come per albergatori e ristoratori. È un progetto importante perché vuole dare risposte a tutti coloro che hanno esigenze particolari, esigenze di carattere motorio, esigenze di carattere sensoriale, alimentare oppure cognitivo. E stiamo parlando di un mercato importantissimo, basti pensare che solo in Europa ci sono circa 120 milioni di persone che hanno queste esigenze e noi vogliamo proporci per essere una terra che ospita, che accoglie chiunque abbia anche dei problemi nel trovare località che diano risposta alle proprie esigenze. Abbiamo un alleato dalla nostra parte che è l'Europa. Certo, perché ancora nel 2010 ho trovato grande disponibilità della Commissione europea che si occupa di sviluppo economico e quindi anche di turismo. Abbiamo sottoscritto un documento, una lettera di intenti con la quale definiamo il Veneto regione pilota su questo tema e questo ci ha aiutato e ci accompagna anche in questa giornata perché vogliamo far capire che investire nel turismo, soprattutto nel turismo accessibile, è un interesse soprattutto da parte dei operatori. Un investimento fatto in una struttura ricettiva per migliorare l'accessibilità, nell'arco di pochi mesi la si recupera e si comincia già a guadagnare. La Regione ha a disposizione 10 miliardi di euro da destinare prevalentemente al settore pubblico. Per i privati invece è importante documentarsi. C'è uno sportello veneto apposito a Bruxelles ed un piano per sostenere il turismo per i prossimi 6 anni. Si chiama proprio così Progetta 2020 con tanto di punto esclamativo per incoraggiare la partecipazione di soggetti pubblici come privati a partecipare ai bandi promossi e gestiti direttamente dalla Commissione europea. Innanzitutto per l'Europa il turismo è un settore fondamentale per l'economia, è l'unico settore che relativamente in tutta Europa non è andato in crisi ed è il settore che sta dando anche i primi e più incoraggianti segnali di ricrescita e di ripresa. All'interno del turismo ovviamente è importante anche parlare di turismo accessibile, che preferirei chiamare turismo per tutti. È un modo di fare turismo che può veramente migliorare la qualità e la competitività non solo del nostro settore turistico ma anche di tutta l'economia. Nel 2012 il turismo sostenibile valeva 800 miliardi, un mercato che aspetta solo di essere intercettato, come i fondi europei che per la prima volta proprio relativamente agli investimenti in turismo sono spalmati in moltissimi capitoli di spesa e disponibili sotto varie forme, fondi strutturali e di gestione diretta, per bandi che sono interregionali o intereuropei. Insomma, molte opportunità in vista fino al 2020, ma per intercettarle serve una guida. Vorrei presentarvi una guida, la guida ai finanziamenti europei in materia di turismo, cosa si vede, che è stata pubblicata il mese scorso, per il momento in inglese, ma stiamo facendo anche la traduzione in tutte le lingue comunitarie, per aiutare chi vuole accedere ai finanziamenti, dare un aiuto concreto, molto pratico, cosa bisogna fare, chi può partecipare, quali fondi sono i migliori per poter finanziare il proprio progetto, la propria attività. Ce ne sono tantissimi. In materia di turismo addirittura fondi di turismo accessibile si possono per esempio attingere fondi dal Fondo strutturale per lo sviluppo rurale oppure dal Fondo Erasmus per la formazione. A Bruxelles esiste uno sportello della Regione Veneto che può agevolare le imprese anche dal punto di vista burocratico. Spesso infatti l'accesso ai bandi porta con sé una grande mole di burocrazia e uno dei compiti della Regione è quello della semplificazione. Certo, la semplificazione per noi è argomento primario perché non vogliamo essere un peso per le imprese, ma anzi, appunto come dicevi te, è uno strumento che agevola, che aiuta le risorse europee, che sono tante, ad arrivare velocemente sul territorio.